Il federalismo è assolutamente necessario. Il liberismo è assolutamente necessario. Se questi cambiamenti non avverranno e non avverranno in tempi brevi, saremo qui a dire basta, non c'è più possibilità di cambiare democraticamente, allora il Nord se ne va verso la Repubblica del Nord. Ma la Lega Nord te la duro! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Ma adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera, vabbè, buonasera insomma, comunque, buonasera Diciamo a tutti. sera e basta. Sera e basta, come sfera però senza la F. Sì, esatto. Sera e basta. Buonasera a tutti, così si fa per dire, e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Sono le 5.06 di questo lunedì 23 marzo 2026, puntata numero 129. Qui a parlarvi c'è la formazione in duo, perché il talebano, ovviamente essendo uno statale, si è preso il giorno di permesso ed è a fare lo scrutatore ai seggi per questa disfatta. Comunque, qui a parlarvi c'è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera, insieme al solo, unico, inimitabile cugino padano Vittorio. Umberto Bossi aveva ragione su tutto. Vabbè, adesso mo ne parliamo. Allora, questa puntata sarà, vabbè, non ve lo nascondo, sarà una puntata molto triste per due motivi. Sicuramente il referendum, ma ne parleremo dopo. Ora dedicherei un paio di minuti alla memoria di un grande leader politico che settimana scorsa ci ha lasciato, e sto parlando di Umberto Bossi. Umberto Bossi non è stato soltanto il segretario della Lega Nord per una ventina d'anni all'incirca, è stato colui che per primo, al di là del discorso Tangentopoli, ha tirato un calcio nel culo alla politica della Prima Repubblica. Poi col senno del poi possiamo dire era meglio la politica della Prima Repubblica rispetto a quella attuale? Non si sa. Detto ciò, voglio dare gli onori a una persona che veramente ha cambiato il corso della politica di questo paese, che aveva molte idee, alcune qualcuno le potrebbe definire discutibili, altre oggettive, che ha posto per la prima volta nella storia d'Italia l'attenzione su quello che è un vero problema, la questione settentrionale, e che al di là di tutte le varie, come si dice, robe folcloristiche come l'ampolla con l'acqua del Po, come la bandiera verde e la camicia verde, sicuramente ha cambiato quello che è lo scenario e il metodo comunicativo della politica di questo paese. Tra virgolette, io in questi giorni sono andato a rivedere qualche intervento di Umberto Bossi, che veniva considerato il bifolco, il buzzurro della politica italiana. Ecco, io ho sentito certi suoi interventi politici, certi suoi discorsi, quasi tutti risalenti al periodo pre-2004, quindi pre-suo ictus, quindi quando anche a livello vocale aveva più forza e più capacità di esprimere un pensiero in maniera, come dire, complessa anche. E ascoltando le parole di Umberto Bossi della fine degli anni 90, che ripeto veniva considerato da tutti un bifolco della classe politica, certi suoi pensieri e il modo in cui li esprimeva in confronto ai politici di oggi, alle caciotte che sentiamo oggi, al modo becero che hanno i politici di oggi di fare propaganda,
io li paragono ai migliori discorsi di Churchill, cugino, o no? Ma allora, innanzitutto, secondo me Umberto aveva una grandissima capacità. Riusciva ad arrivare nei suoi discorsi sia al cuore delle masse e ad avere un linguaggio, quando ne era il momento, semplice per il popolo, ma capace anche di discorsi di una grande profondità a livello politico, ma anche filosofico. Assolutamente, era questo che intendevo, esattamente. Il suo discorso, ad esempio, quando ci fu il famoso discorso nel 96 per l'indipendenza della Padania, è assolutamente in linea con i più grandi pensieri liberali, quindi non c'è dubbio che su questo sia stato un politico di razza e di classe assoluta. Quello che secondo me è innegabile, che nessuno gli potrà mai negare, è di aver creato un partito praticamente dal nulla. Se oggi siamo qui tutti lo dobbiamo a lui, questo posto lo ha creato, concepito lui insieme a Questa tutti i radio, militanti oltretutto. questa radio. L'ha voluto lui, e quindi non si può che ricordare con affetto e con grandissima stima e ammirazione E gratitudine. e soprattutto è impossibile negare, anche vedendo gli avvenimenti delle ultime ore, che non avesse ragione assolutamente su tutto, e che come dire, ancora una volta la questione settentrionale non è poi così tanto chiusa come lo si vuol far credere, che ancora una volta, diciamo, alcune regioni come la Lombardia e il Veneto vengono strozzate da decisioni sbagliate prese da abitanti di altre regioni. Esattamente, e non aggiungiamo altro. E non aggiungiamo altro. Discorso referendum, molto brevemente. Stanno arrivando i dati, ormai siamo a più della metà dello scrutinio e c'è un distacco del no infinitamente maggiore di quanto possa essere un recupero del sì che potrebbe arrivare in questa seconda parte dello scrutinio. Quindi ormai la vittoria del no, una vittoria schiacciante, perché si parla di più del 55%, quindi non di un punto percentuale, sembra un qualcosa di insuperabile. Detto ciò, per me è un grande dispiacere, non a livello politico, perché non me ne frega niente del centrodestra, centrosinistra. Qua non si sta parlando di destra, sinistra, di Fratelli d'Italia, di Lega, di PD. Qui si sta parlando di una riforma che, ve lo dico dal punto di vista giuridico, avrebbe finalmente potuto far fare un passo avanti a questo paese sotto molti aspetti. Non avrebbe risolto i problemi principali della magistratura, però se al 2026 insieme alla Grecia siamo l'ultimo paese con le carriere di giudici e pubblici ministeri ancora unificate a questo livello, un motivo ci sarà. Quindi avrebbe risolto tutti i mali? Sicuramente no. Avrebbe fatto fare un grande passo avanti a questo paese? Sicuramente sì. Detto ciò, il mio è una delusione, uno sconforto non politico quanto nei confronti degli italiani stessi. Io non voglio essere brutale, però vorrei richiamare un vecchio detto che diceva: a lavare la testa all'asino si perde tempo, acqua e sapone. Noi siamo qui tutti a far politica, a portare avanti le nostre idee, perché dentro di noi sentiamo la voglia, la convinzione di voler in qualche modo cambiare questo paese, e questo paese sta dimostrando in tutti i modi di non voler cambiare. E questo mi dispiace a livello umano, a livello umano in una maniera incredibile. Ne parleremo sicuramente anche dopo. Il problema è che molta gente, moltissima gente, a giudicare da quello che mi è parso umilmente nel mio recinto di vedere, è andata a votare, non aveva la minima idea per cosa stava votando. Se tu ti fermavi fuori dai seggi e chiedevi a 100 persone: ma sai che cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura? Mi sapresti dare una definizione proprio base? Io penso che su quelle 100 persone almeno 80 non avrebbero saputo rispondere. C'è un grande problema di informazione. La responsabilità è della classe politica, sì, ma secondo me
la responsabilità di questa disfatta non è da attribuire totalmente alla classe politica di centrodestra, perché io posso provare a convincerti in tutti i modi, ma come si suol dire non c'è peggior soldo di chi non vuol sentire, e se io ti provo a spiegare in tutti i modi che una cosa è giusta, ma dall'altra parte c'è un muro invalicabile che non ne vuole sapere e che vuole rimanere ai propri scontri ideologici del bisogna votare no a prescindere perché bisogna salvare la Costituzione, perché la Meloni deve andare a casa, mi dispiace, alzo le mani e dico non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare, mi dispiace. Cugino, ovviamente anche tu Sì, avrai molto velocemente. no, dobbiamo andare in canzone, facciamo dopo così Sì, almeno sì. hai la possibilità di Vai. esprimere il tuo pensiero in maniera completa. Quindi direi di andare con la prima canzone, i Black Sabbath con Hole in the Sky. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti. Cugino, avrai sicuramente apprezzato la mia scelta musicale, i Black Sabbath con Hole in the Sky, da Beh, un album assolutamente. molto sottovalutato del gruppo, tra l'altro. Sottovalutato, però comunque che contiene delle perle, assolutamente. Certo. Proprio tutto il periodo con Ozzy, anche quello con Ronnie James Dio, meritano sicuramente. Sì, anche gli ultimi album di Ozzy sono sempre bistrattati, ma in realtà secondo me sono dei grandi album. No, assolutamente, cugino. Sono album di altissimo livello. Certo. Bene, cugino. E che dire che ne pensi? Sulla questione referendum e magistratura? Innanzitutto voglio fare un ringraziamento a tutti quei magistrati che con coraggio si sono espressi per il sì. Hanno avuto sicuramente un grande coraggio e chissà ora cosa gli succederà a tutti quei magistrati nel voler difendere questa posizione e sicuramente ora non avranno vita non facile. avranno vita facile. Poi che dire, va bene il discorso sulla classe politica, ma la classe politica poi è sempre specchio di quella che è la popolazione. Una popolazione sempre più ignorante, sempre più quasi orgogliosa di esserlo, orgogliosa di non volersi informare, di andare a votare così per guardando, non so, 30 secondi di video su influencer. TikTok e senza approfondire un tema. Sicuramente questo è un sintomo del fatto che
che sicuramente non si parlava tanto di problemi di democrazia. Beh, questo qui sicuramente lo è. C'è un Assolutamente. popolo che non si informa, poi quanti magari non vanno neanche a leggere il programma durante le normali elezioni nazionali, Certo. e quindi si va a votare per simpatia o antipatia. O, Cioè, o che si informa, ma si informa in maniera assolutamente parziale, cioè solo in base a quello che gli dice il capo del partito che votano di solito. Ma quando non ci fosse, non so, quanto il tentativo di informarsi anche andando a leggere la riforma in sé, se non la Esatto. capisci, cercare dei professionisti che, come dire, ne capiscono di più e te lo possono far spiegare, perché non siamo tutti giuristi, non era comunque... non era né troppo difficile, né perché non era comunque una riforma complessissima come No, altre che certo. ce ne sono state. Beh, ad esempio i 5 referendum abrogativi dell'anno scorso a livello tecnico erano molto più complessi di questa riforma. Esattamente, Eppure- eppure non c'è stato comunque il tentativo di informarsi, se non condividere Barbero nelle storie pensando che l'ha detto Barbero, allora lui è un'autorità, mi Certo. fido, lo condivido. Certo. E che dire, poi è sicuramente un'ennesima, forse ultima occasione sprecata per questo paese Esatto, di ennesima occasione modernizzare persa. il paese. Questo non era un referendum su destra o sinistra, era un referendum sulla giustizia e Però posso ha dirti, vinto- cugino, non puoi modernizzare un paese che non vuole modernizzarsi. Ah beh, questo Tutti gli sicuramente. italiani passano costantemente la loro vita a lamentarsi di quanto questo paese faccia schifo, di quanto questo paese non funzioni, di quanto la politica sia tutta un magna magna, poi gli porti un'occasione di cambiare le cose e cosa fanno? O se ne stanno a casa, oppure non si informano, oppure decidono di non informarsi e ragionare di parte. Mi sta sui coglioni la Meloni e il centrodestra, quindi vado lì e voto no per fare un danno alla Meloni e al centrodestra. Oltretutto una cosa che ho trovato anche prima di andare poi con l'ultima Sì, con la l'ultima rubrica che rubrica aspettavamo fin dall'inizio. come dire, anche svilente il fatto che vengano considerate figure che dovrebbero essere poi di garanzia. Chi parlava di rischio democratico, Certo, assolutamente. cioè considerare veramente così poco figure come il Presidente della Repubblica o non so, altri organi addetti A vigilare, che su queste cose vengano rispettate. su queste riforme qui è veramente svilente, vuol dire non conoscere minimamente quello che è l'ambito politico e come funziona la politica. Certo. E qui mi taccio. Bene, cugino, e dopo questo discorso triste, possiamo riassumerlo in discorso triste, possiamo continuare il nostro discorso triste in maniera un po' più cazzara. Perché? Perché ovviamente, a maggior ragione oggi, portiamo avanti la rubrica Il suffragio universale è giusto o è sbagliato? In cui si prendono i peggiori commenti del fronte del no dal web, in particolare da Facebook e da X, e li mostriamo al pubblico ludibrio per farci questa grande domanda. Ma queste persone, se ci fosse un test per dare la patente di voto in base a quanto hai cognizione di causa, avrebbero o non avrebbero il diritto di voto? Direi di partire da... ci tengo a precisare, tutti questi post sono pubblici, quindi non stiamo violando la privacy di nessuno. Sono queste persone che hanno deciso di esporsi al pubblico ludibrio. Andrei subito con questo post di Brahim Baya, che scrive, facendo la foto alla scheda elettorale: mentre nel mondo c'è chi vive sotto le bombe, qui abbiamo ancora la possibilità di scegliere, e questa possibilità non è scontata. Oggi non si vota solo una riforma, si decide da che parte stare. Ho scelto anche per Gaza, io voto no. Questo è il livello. Cioè Questo è il livello, signori. Questo è il livello. Se il livello è questo, poi chiaramente sia che avrebbe vinto il sì, sia che vince il no, comunque in ogni caso questo dimostra che non è un voto informato sul merito della riforma e che quindi questo voto, scusate, non vale quanto il nostro. Poi andiamo avanti. Andrea Palmieri ha scritto: mi sono recato al seggio qualche minuto fa. Ovviamente ho portato Giovanni, il suo figlio piccolo che fa vedere il suo bambino.
Ovviamente ho portato Giovanni perché, come noto, è più saggio di me. Gli ho spiegato cosa dovevamo fare e mi ha chiesto se poteva vedere come si faceva. Abbiamo ritirato la scheda, siamo entrati, l'ho preso in braccio e gli ho chiesto: Giovanni, secondo te dovrei mettere sì o no? E lui: no. Mi sono messo a ridere, ma ho pensato: il futuro è suo, è più saggio di me, lo ascolto. Avrei potuto lasciarlo lì con me, saggio al seggio. E vabbè, abbiamo fatto votare il bambino, in sostanza. Abbiamo fatto votare il bambino. Bello, Qui altro che voto bello, sedicenni, tenero. sì. Altro che voto sedicenni. Però dai, torniamo col divertimento. Sara Paglini scrive: non mi faccio modificare la Costituzione né dai fascisti né dai mafiosi. Hashtag io voto no. Bene, vogliamo ricordare a Sara Paglini che le carriere sono state unificate nel 1941 dal governo fascista. Quindi separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri dovrebbe essere un atto di antifascismo. Ma voi ovviamente siete ignoranti, non capite un cazzo, non vi volete informare, quindi il livello del dibattito è questo: fascisti contro Possiamo antifascisti. dirlo, oggi ha vinto Dino Grandi. Possiamo dire, esatto, oggi ha vinto Dino Grandi. Oggi abbiamo fatto vincere il mantenimento dello status quo di una riforma fascista. Andiamo avanti. Allora, Claudia su X, passiamo da Facebook a X. Claudia scrive: ho detto a mia nonna che voleva astenersi dal voto, che stamattina Papa Leone ha fatto l'Angelus dicendo a tutti i fedeli di andare a votare per il no. Quindi adesso sto andando a prenderla e stiamo andando a votare insieme in nome di Gesù. Bene, circonvenzione di incapace, bellissimo, ma complimenti. Io, cugino, gli farei un applauso. Io gli farei un applauso a questa Claudia. Grande, grande. Hai dimostrato ancora una volta da quale parte sta la ragione e da quale parte sta il torto. Ma sì, prendiamo tutti i nostri anziani che sono anziani e non capiscono più un cazzo e portiamoli a votare in base a quello che vogliamo noi. Bene, il mio voto vale quanto quello di questa signora? Mi spiace per la signora, però anche qui bisogna pensarlo. È giusto che anche chi ormai sia troppo rincoglionito e decrepito per votare continui a votare che il suo voto valga quanto il mio? Cugino. Cugino, veramente qui c'è da mettersi a piangere. Perché qui non stiamo neanche più parlando di destra contro sinistra. Qui stiamo parlando di demenza senile contro voto consapevole e responsabile. Mi dispiace, però signori, qua sul suffragio universale bisogna fare qualcosa, perché questo è veramente un problema per la democrazia, altro che la riforma. Il suffragio universale è un problema per la democrazia. A maggior ragione andiamo con questo altro post. Linda Matteucci su Facebook scrive: il mio babbo ormai non esce più, non ce la fa. Le sue uscite sono per analisi, controlli, trasfusioni e infusioni. Stamani mi dice: non esco, ma se ce la facessi andrei a votare no. Io, incredula perché non la pensiamo proprio uguale, mi sa che certe cose saltano una generazione perché la mia nonna era comunista sfegatata. Vado alla scuola, prendo accordi per poter entrare nel cancello con la macchina, lo prendo, lo porto e con mamma portiamo a casa 3 no. E fin qua dici, nulla di male, cioè c'era il genitore che faceva fatica a deambulare, non riusciva a votare e lei lo ha portato a votare. Ottima questa cosa, al di là delle sue posizioni. Il problema è che la nostra cara Linda poi termina il post dicendo: per chi se lo chiedesse, molto democraticamente, se mi avesse detto che votava sì, col cazzo che ce lo portava a votare. Linda, che dire? Che dire, Linda? Che vogliamo fare? Bene, grazie regia, abbiamo finito con i post. Che dire, Linda? Ti senti in pace con te stessa? Ti senti grande? Ti senti figa? Dai, brava, avete vinto. Dai. Se tuo padre avesse votato sì, col cazzo che l'avresti portato a votare, lo dici tu. Brava Linda, ti faccio un applauso. Ma qui guarda, non è neanche più c'è l'attentativo da parte del campo largo di portare la dialettica su un banale. No, abbiamo pure superato bisogna quello. difendere la Costituzione, poi da chi non lo sa, come ho detto prima, è anche un svilente verso figure come il Presidente della Repubblica che certo, comunque che ha controfirmato questa legge costituzionale, perché questa legge costituzionale è già stata approvata dal Parlamento, questo era un referendum confermativo e il Presidente Mattarella l'aveva controfirmata questa legge, quindi... E che dire, cioè, si è arrivati veramente a livelli di bassezza e c'è da chiedersi se un popolo è così facile da abbindolare da una parte politica utilizzando
una comunicazione piuttosto vergognosa, cioè quella Sì, del... e questi trucchetti per circonvenire gli incapaci, insomma. Esatto, e loro sono così contenti di seguirlo. Lì c'è da fare una grossa riflessione su quello che è lo stato della popolazione italiana al momento, Esatto. perché è piuttosto grave. Esatto, e vorrei ripetere un'altra volta, anche la popolazione stessa, anche il livello di informazione, di cognizione di causa della popolazione stessa è un grande limite alla democrazia, non solo le riforme che purtroppo non si faranno mai perché questo paese non le vuole. Sicuramente non si faranno per i prossimi 30 anni. Ma va, ormai non cambierà più niente. L'abbiamo capito. Bene, ora andiamo con un po' di pubblicità e poi con Pino Daniele con Puozze Passano Guaio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Perché mi fai fesso, non posso campare, posso passare guaia, perché mi hai distrutto, oggi compra quasi tutto, ma non lo voglio fare, posso passare guaia là, posso passare guaia là, a non voglio solo. Perché sei senza cuore, di notte fai rumore, ma non posso dormire, posso passare guaia, perché mi sposi nudo, mi vesti di velluto, ma poi me lo fai sbugliare, posso passare guaia là, posso passare guaia là. I don't know God your soul. What's up, I know why I need it.
don't got your soul. What's up, I stand to my need? I don't got your soul. What's up? E rieccoci su Radio Libertà con i Barba Eleganti dopo Pino Daniele con Pozze passano guaio, che cugino tu questa Questo canzone weekend, l'avevi esatto, scelta abbiamo- prima dei risultati Prima. e guarda caso. Abbiamo già delle chiamate per caso che sono in attesa? No, perfetto. Allora, cugino, che altro dire sugli argomenti di cui abbiamo appena disquisito? Ma direi che andiamo più che volentieri magari su altro. Così Io ci volentieri anche tiriamo- su alto. Cugino, allora direi di cambiare completamente argomento Bravo, e ottimo. andare con una notizia tipica dei Barba Eleganti. Esatto. Cugino, appuntamento al buio con un uomo in chat, ma poi scopre che è il suocero. Sono cose che capitano. Bizzarro episodio avvenuto in Cina. Lili, una giovane donna di 28 anni sposata con un uomo di 57, auguri, ha conosciuto un altro uomo tramite chat. La donna ha organizzato un appuntamento al buio, il tutto ovviamente alle spalle del marito. Quando si è presentata sul luogo dell'appuntamento ha scoperto che il potenziale amante era suo suocero. Il figlio barra marito non l'ha presa affatto bene. Ma non è che semplicemente non l'ha riconosciuto perché... No, sono terribili queste battute, però certo che se lei 28 anni e suo marito 57, il suocero quanti cazzo di anni aveva, cugino? 90? Almeno sulla 90? settantina, Almeno minimo sulla settantina. quasi ottantina. Io direi più tra gli 80 e i 90. Sì, ancora ci do ancora dentro allora il vecchio. Complimenti, signore. Cioè. Evidentemente quando l'ha visto, non lo so, avrà fatto avrà fatto il giga Chad, il vecchio ok. No, prego. E niente, si sarà complimentato da solo per dire, cioè, ma quanto sono un grande, cioè, Cugino. per trovarmi. Cugino, ma se tu fossi stato al posto del padre, arrivato a quel momento, cosa avresti fatto? Avresti approfittato della situazione o saresti rimasto fedele a tuo figlio? Ma questo credo che siano dinamiche familiari che dipendano anche dallo stato delle relazioni tra padre e figlio, quindi Dai, cugino, non- dillo. ma non mi voglio esprimere perché sono Ecco. giudizi che sono tra padre Astenuto. e figlio, cioè non Astenuto. esatto. Bene, ci dicono da regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Buonasera a tutti, Salvatore da Taranto. Oh, bentornato Salvatore da Taranto, che piacere. È un piacere mio, veramente grande. Io mi permetto di intervenire solo per fare 3 considerazioni Prego. in ordine alla questione del referendum. La prima è che oggi più che mai Umberto Bossi dimostra di aver avuto ragione nel merito specifico di come l'Italia sia di fatto separata in due, anche se questo non lo si vuole riconoscere. Quando in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, in Veneto, nella Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige di fatto il sì è in vantaggio rispetto al no, bisogna probabilmente porsi una questione di alfabetizzazione politica che purtroppo in determinati spazi dell'Italia è relegata alla propaganda, in altri magari alla consapevolezza. E questa è la prima considerazione. Scusate il tono, so benissimo che la vostra è una Ma no, ma ci mancherebbe. anche di sorrisi eccetera, ma è una amara considerazione la mia, Certo. perché davvero è il senso di come le cose non vanno. La seconda è questa: io settimana scorsa avrei voluto chiamarvi non per contraddirvi, ma semplicemente per riflettere sul fatto che a volte si esagera quando si parla da parte vostra della necessità di eliminare il suffragio universale. Bene, alla luce del risultato referendario mi ascrivo anche io alla Ecco. lista di coloro i quali sono favorevoli alla assoluta e necessaria abolizione del suffragio universale, che deve essere secondo me caratterizzato da 2 linee di intervento. Non può votare chi non lavora e chi Sì. non ha almeno una conoscenza minima degli strumenti democratici, funzionamento del Parlamento, funzionamento delle istituzioni europee. Punto. Diversamente so che probabilmente quello che sto dicendo non piacerà a qualcuno, come non piaceva a me probabilmente la vostra considerazione qualche settimana fa, ma oggettivamente è questo. Solo gli stupidi non cambiano. cambiano idea, come si suol Infatti dire. non si può vedere
violenza come quella che è stata subita oggi dal sistema democratico. E parlo di violenza perché io sono sinceramente preoccupato, ed ecco la terza considerazione. Quando in una saletta del Tribunale di Napoli, nella saletta, chiedo scusa, dell'Associazione Nazionale Magistrati del Tribunale di Napoli, questo pomeriggio alcuni magistrati che naturalmente potranno indagare sulla vita di ciascuno di noi, si sono messi a cantare Bella Ciao in segno di vittoria del referendum e non si sono fermati a questo, ma hanno inscenato una scenetta nella quale si sono messi a dire chi non salta la Meloni è... Ecco. Io mi auguro che il Presidente della Repubblica, che ha sentito l'esigenza in piena campagna elettorale di andare presso il Consiglio Superiore della Magistratura per esprimere delle parole di sostegno, come se Nordio avesse detto un qualcosa di non vero, di fare la stessa cosa domani mattina, redarguendo questi magistrati, perché a questo punto vuol dire che si sta davvero superando il limite. Dobbiamo essere tutti sinceramente preoccupati. Ultima nota, so che la vostra è una radio ascoltata anche dalla politica. Se io fossi un politico di centrodestra mi preoccuperei per il prossimo anno di fare solo ed esclusivamente una cosa che serve urgentemente non al Paese ma per mettere in sicurezza il Paese: la riforma della legge elettorale in una chiave diciamo americana, con le macroregioni e con la considerazione dei grandi elettori, perché probabilmente solo così si potrà salvare l'Italia tra un anno da una vittoria di un campo larghissimo che magari non governerà, ma che attraverso governi... Sì, ma che non permetterà al centrodestra di avere una maggioranza, certo. Concordo pienamente, non consentirà di proseguire il percorso che è in essere, che magari è un percorso più lento perché c'è la guerra, perché ci sono mille problemi, ma che magari potrebbe portare l'Italia ad essere quello che sta piano piano diventando un punto di riferimento dal punto di vista europeo ed internazionale. Questo non lo vorranno mai riconoscere, ma è la realtà dei fatti, del merito del governo e di tutti i ministri di questa Repubblica. Io vi ringrazio per lo spazio. Grazie a lei, signor Salvatore da Taranto. E come dite voi, viva i piedi. Viva i piedi sempre. Viva i piedi. Grandissimo, signor Salvatore, grandissimo. Buona serata. Buona serata. Bene, allora io adesso chiuderei definitivamente il tema referendum per andare solo sulle notizie che caratterizzano questa trasmissione, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora. Vabbè, sulla Cina, cugino, che altro c'è da dire? Una brutta sorpresa. Alla fine abbiamo deciso di vederci per un incontro romantico in un albergo, ma quando ho aperto la porta non so se ero più sorpresa se era più sorpresa lei o io. Si è girata ed è corsa via, racconta il signor Wang Pai. Infatti in quel momento hanno scoperto di non essere due sconosciuti, ma suocero e nuora. Cugino, bisogna anche separare questi ruoli familiari? Bisogna anche superarli? Ma io voglio fare ancora le congratulazioni al signor Wang che comunque, alla venerata età quantomeno di 80 anni è ancora... diciamo, non è ancora out of the game, cioè, è ancora pienamente in gioco. Magari con la pillolina blu. Però a 80 anni comunque, comunque qualche aiutino rispetto, può arrivare, però rispetto. Insomma, c'è chi la prende a 30 anni, 40 anni o 50 anni, a 80 è più che lecita. Bene, ora cugino, io andrei in Svizzera, nella gran civile Svizzera che ultimamente ci sta facendo molto ridere. Allora, Lugano, premono per errore il tasto di emergenza, scoperta un'orgia nel bagno turco comunale. Si tratterebbe di un gruppo di 5 persone. Ma questo è straordinario! Ma queste sono le amministrazioni locali che ci piacciono. Diciamo che un paese federale diviso in cantoni e porta ovviamente a cose meravigliose come questo. Diciamo che si è evoluto il concetto di democrazia, di repubblica direttoriale. Cioè nel direttorio, per chi non lo sapesse, diciamo non c'è una maggioranza stabile, no. C'è comunque a giro c'è chi ci si mette d'accordo, esatto, ci si mette d'accordo tutti insieme appassionatamente. Ecco, qui c'è proprio l'evoluzione della Repubblica, evoluzione naturale, vorrei dire, e rivoluzione naturale, direi assolutamente necessaria.
A Lugano un gruppo di 5 persone sarebbe stato sorpreso a compiere atti osceni nel bagno turco comunale. Lo riporta il sito Tio, che cita alcune testimonianze raccolte. A cogliere in flagrante i coinvolti sarebbe stato il bagnino, dopo che per sbaglio il gruppo aveva premuto il pulsante di richiesta di soccorso. All'interno del bagno turco non emetterebbe alcun suono, ma intanto trasmette l'allarme al personale. I responsabili, definiti insospettabili da un testimone, sarebbero stati fatti uscire e poi identificati dalla polizia, che nel mentre è intervenuta sul posto. Il fatto sarebbe accaduto in un pomeriggio di metà gennaio. Sono atti gravi che non si compiono in un luogo pubblico accessibile anche ad altre persone. Cugino, ma quando la polizia dice i responsabili definiti insospettabili da un testimone, cioè cosa intendono per responsabili insospettabili? Cioè, quando vedi 5 persone dici no, questi qui non potrebbero mai fare una roba del genere. Cioè, che caratteristiche dovrebbero avere 5 insospettabili? Cioè, di sicuro non li guardi in faccia e dici vabbè, quello è Gianbruno e quelle sono 4 stagiste di Rete 4. Sicuramente no. Quello sicuramente no, diciamo, mi immagino persone distinte, magari con il tuo senso di eleganza. Certo. Ma di solito quelle proprio come me farebbero una roba del genere. Esattamente, cugino, con il esattamente. Capello tirato all'indietro, la giacchetta. Esatto, con un linguaggio forbito. Un po' di allergia, magari. Sicuramente mi immagino, diciamo, tra questi componenti del Consiglio Comunale c'era sicuramente quello di un noto partito del, diciamo, del gruppo politico ticinese che urlava cielo a duro. Ecco. Esatto. Per chi vuole intendere, intenda. Chi deve intendere, intenda. Allora, questa è molto divertente. Cugino, noi due odiamo i cani. Vabbè, noi due odiamo i cani. Allora, questo si sa. Io e il cugino Vittorio odiamo i cani. Nel corso di questa trasmissione, gli ascoltatori sicuramente sono arrivati alla consapevolezza. O meglio, io non odio tutti i cani. Io odio tutti i cani tranne il Basset Hound. Tranne il bassotto inglese. Quello cugino, chissà come mai. È un cane bellissimo. Poi sopporto anche i bassotti in generale, anche se ultimamente sono un po' inflazionati. Cugino, ma qualcosa che ovunque. vedere con la regina Elisabetta II, No, per quelli caso? sono i corgi, no, però io amo i Basset Hound, ma in generale odio i cani, quindi per me i cani, no, non è che non dovrebbero esistere, però dovrebbero stare chiusi in casa senza rompere i coglioni a nessuno. E quindi andiamo nell'amata Versilia. Cugino, chi di noi non ha passato le estati della sua giovinezza in Versilia? Beh, cugino, mio padre aveva anche un ristorante lì, quindi... Perfetto. Andiamo a Viareggio, terra del generalissimo Vannacci, pace all'anima sua. Chissà che fine ha fatto. Viareggio, cani in overdose da hashish e coca dopo la passeggiata nella pineta. Il fenomeno è in crescita. Il veterinario Vai spiega, solo da noi in media 4 casi al mese. Ma generale, ma cosa ci mettiamo in questa pineta? Io farei subito un'incursione con della Folgore. Viareggio, allora, aumentiamo un po' la grandezza di questo testo perché qua siamo ciecati. Perfetto. Viareggio ha iniziato a tremare violentemente, poi le energie l'hanno praticamente abbandonata, tanto che non riusciva più nemmeno a reggersi in piedi sulle proprie zampine. Un comportamento preoccupante quello di Emily, una piccola cagnette di razza papillon, che ha subito allarmato la sua padrona al rientro da una passeggiata mattutina nella zona del laghetto dei Cigni, all'interno della pineta di Ponente di Viareggio. Ma è dopo la corsa alla clinica veterinaria Campo d'Aviazione che la spiegazione medica ha rivelato l'aspetto più inquietante dell'intera vicenda. Emily si trova in stato di overdose, probabilmente indotta dalla cocaina. Ho avuto subito il sospetto che qualcosa non andasse, racconta la padrona di Emily. Eravamo appena vabbè, ma questo non ci interessa. Ho avuto paura per lei. Quando dopo i primi esami veterinari mi hanno detto che si trattava di overdose da cocaina, sono rimasta di sasso. Anche perché io non le avevo mai dato della cocaina alla mia cagnolina. Gli hanno fatto alcune lavande gastriche per liberarla da quello che aveva ingerito e ora sta meglio, anche se per diversi giorni dovrà sottoporsi a una terapia per purificare il fegato. Sì, ma la vera domanda è: come c'è finita la cocaina nella pancia di questi cani in questa pineta? Che cos'era, una piazza di spaccio? Probabilmente sì, come si può dedurre, il cugino, dal film assolutamente basato su una storia vera, Cocaine Orso. Sono cose che assolutamente succedono, cioè probabilmente lì qualcosa
è scappato, non c'è stata, come dire, l'accortezza da parte di chi smerciava il prodotto di recuperarlo, quindi è stato perso. E la cagnolina evidentemente ha assunto poi, perché sai come sono i cani, no? Ma certo. Leccano, annusano un po' tutto per capire che cosa hanno davanti. Poi magari evidentemente gli è anche Io ora piaciuto. vorrei fare una oltre- battuta, ma non la farò. Comunque, prego. Evitiamo. Evitiamo. Comunque avrà sicuramente apprezzato quello che ha trovato. La cagnolina ha replicato il film Cocaine Orso. Per fortuna la cagnolina non ha le dimensioni di un orso grizzly, quindi il pericolo di un orso scatenato diciamo, per i parchi di Viareggio non si è concretizzato. Sicuramente questo qui è certamente positivo, però Allora, che dire, anche la cagnolina sicuramente avrà goduto quei minuti di gloria. minuti di sballo. Quanto accaduto alla piccola Emily, tuttavia, non è affatto un caso isolato. Solo nella nostra clinica, racconta il dottor Luigi Vai, veterinario della clinica Campo d'Azione, ci capitano in media 3-4 casi al mese. In alcuni periodi purtroppo diventano anche più frequenti. Nel 2025, ad esempio, in primavera ce ne sono capitati diversi uno dietro l'altro. D'altro canto, la presenza diffusa della droga e di chi smercia nella pineta di Ponente è ormai un fatto assodato, nonostante l'impegno da parte delle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio. Ma la pineta, appunto, è anche zona frequentata dai padroni con i propri cani a passeggio. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere a casa e non portare a pisciare il cane in pineta? O cugino, Dobbiamo si può sempre scendere il cane in provare pineta? come dire, il metodo Ross Ulbricht, Cioè? Cioè quello di commerciarla attraverso I cani, l'internet. attraverso i cani. Attraverso l'internet, così sono più al sicuro. C'era un dato della polizia di Portland che diceva che quando era attivo appunto il sito di Ross Ulbricht, Sì. Silk Road, i dati di violenza nella città erano nettamente diminuiti, perché erano diminuiti gli scontri a fuoco tra spacciatori e polizia, quindi sicuramente erano più al sicuro entrambi. Quindi tu stai proponendo di legalizzare lo smercio della cocaina sostanzialmente dai microfoni di Radio Libertà. Sto dicendo che è un fatto che ci sia la richiesta, che ci sia una domanda e che sia sicuramente più sicuro per tutti, per gli esseri umani, per la polizia, per chi la smercia, per i cani o gli orsi o qualsiasi altro tipo di animale. Che... Ma se tu ti trovassi a campo d'aviazione nella pineta di Ponente, preferiresti incontrare un cane sotto effetto di cocaina o il cocaine orso? Sicuramente non è l'Ishline. No! Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. A parte gli scherzi, mi sembra No, che evidente, scherzi, qua siamo serissimi. sì. Ovviamente, però nel senso, cioè, è un fatto, i dati lo dimostrano. Il comune di Portland ha riferito questi dati che dimostrano che è molto più sicuro, ma anche per i poliziotti che poi devono andare a fare questi controlli. Magari in Italia lo spacciatore non è aggressivo come negli Stati Uniti, quindi non porta Non credo, infatti. a degli scontri al fuoco, però anche lì, se esiste una domanda, bisogna porsi il quesito di perché quella domanda c'è. E di come agire all'offerta. Anche perché The Wolf of Wall Street insegna Ecco, che in certe sentiamo. categorie è anche normale, cioè fa parte del Altrimenti come lo fai poter questo reggere il lavoro? ritmo, esatto. Altrimenti come lo fai questo lavoro? Esattamente. Mamma mia, cugino. Mamma mia. Cugino, io sono un liberale e sono a favore Ma io sono d'accordo, infatti. Ma secondo te la Versilia è Padania? Beh, considerando come hanno votato a questo referendum, non lo so. Beh, dipende, comunque sicuramente una zona piacevole dove c'è un bel carnevale. Sì, io tutto sommato l'apprezzo. Sì, poi ha un ottimo porto anche dove insomma, dove sono anche allocati degli yacht, il che dimostra che comunque sa attirare anche ricchezza. Nonostante la tassa di monti sugli yacht. Ma a proposito, tu che sei andato al funerale del capo del senatore, Dica. l'hai visto quando è arrivato Mario Monti? No, non l'ho Perché visto. mi hanno detto che l'hanno fischiato. Ma scusa, ma
per quale motivo Mario Monti dovrebbe andare al funerale di Umberto Bossi a Pontida? Beh, Cioè, secondo quale cioè, io capisco le alte cariche istituzionali che, poverina, pure la Meloni che il giorno del referendum ha fatto la grande cortesia istituzionale di arrivare lì al funerale e si è sentita fare i cori secessione. Cioè, per carità, bellissimo, dal mio punto di vista è stato bellissimo, ma cazzo, sei il presidente del Consiglio e ti senti fare sti cori. Comunque diciamo comunque ingiocabile. faceva parte, diciamo, di quello che è ingiocabile, che possiamo dirlo anche il folklore creato da Umberto Bossi, quindi era inevitabile Pontida non la puoi spiegare, era la devi solo vivere. nel giorno dell'ultimo addio del suo popolo al capo. No, ma io li capisco, cioè non capisco il motivo per cui li abbiano proprio voluti fare quando è arrivata la Meloni in quel momento, però cioè, ripeto, si chiama Fratelli d'Italia il partito, non l'ho deciso io il nome. Sono d'accordo. Nel merito sono d'accordo. Comunque non voglio dire altro che dimostra secondo me, cioè, che anche una figura come Mario Monti, che secondo me è una delle grandi rovine di questo paese, messo lì oltretutto lui non come politico ma come tecnico che aveva un'enorme maggioranza, avrebbe dovuto risolvere i problemi di questo paese, ha scaricato poi tutto il fango addosso alla Fornero, che è diventata quasi l'unica colpevole, certo. Esatto, per una riforma che non è neanche così tanto sbagliata, se proprio vogliamo prenderla dal punto di vista giovanile, doverosa, anzi sono state anche troppo morbidi, ma che e poi va a fare la tassa sugli yacht e manda tutti e mette la tassa sulle transazioni finanziarie, che non ricordo come si chiama, invece di fare altre cose che andrebbero fatte, non so, tipo cancellazioni di altri enti, diciamo, inutili dei tempi del fascismo, però a quanto pare l'Italia ci insegna che è rimasta profondamente fascista, a quanto pare, nel suo spirito. Signori, ha vinto il fascismo, ha vinto il fascismo, rimane un istituto giuridico profondamente fascista. E con questo, a questo punto vi salutiamo, anche perché si è fatta una certa. Noi ovviamente vi ringraziamo per averci seguiti finora, vi diamo appuntamento a settimana prossima con una puntata che sarà sicuramente più divertente di questa, però che sicuramente non succeda una strage che moriamo tutti e che arrivano le cavallette, ci troverete cosa che ovviamente la nostra regia si augura. A questo punto fa segno di sì con la testa, ma probabilmente noi, cugino, saremo anche a fare gli eremiti da qualche parte incensurato. Ormai guarda, dopo sto referendum questo paese può anche andarsene a fare in culo, cioè ha dimostrato di voler rimanere nell'ignoranza e retrogrado. Fate quello che vi pare, ormai non me ne frega più nulla. Bene, cugino, a settimana prossima e come sempre amici, viva i piedi e Padania Libera!